L'ANMIL, l'Associazione Nazionale Invalidi sul Lavoro, ha celebrato domenica la 72esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Anche la sezione di Agrigento ha organizzato una serie di eventi per la giornata, la Santa Messa nel Santuario di San Calogero nella giornata di domenica, quindi la deposizione di una colonna d'alloro a Piazza Stazione, un momento d'incontro, presente anche il sindaco della città Miccichè, al fine di sensibilizzare sul tema le forze politiche elette al nuovo governo del Paese. Come 10 anni fa, ancora oggi, ogni giorno in media 3 lavoratori non tornano dalle famiglie. Sul nostro territorio la situazione non è migliore. Siamo dunque di fronte all'aggravamento di quella che era già un'emergenza e non possiamo rimandare l'adozione di misure pratiche che completino i nostri stessi interessi, perché un infortunio fa male a chi lo subisce, ma le ripercussioni ricadono sui familiari, sui suoi colleghi di lavoro, sull'azienda e sull'intera società che paga ogni anno tante volte 30 miliardi di euro tra spese sanitarie, giornate lavorative, spese delegate e recupero sociale senza contare il danno morale. Eppure la sicurezza dei luoghi di lavoro non basta, è una priorità per le forze politiche che si sono candidate a governare il nostro Paese, riferibili alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Scarsa e poco concrete, accetto qualche raro proclama e nessuna strategia per dare una svolta a questo dramma ben noto. E questo nonostante il tempestivo appello che abbiamo indirizzato ai principali leader politici all'indomani della crisi del governo e l'obiettivo di stimolare una riflessione e l'assunzione di un impegno per il futuro, anche mettendoci a disposizione per un confronto. Oggi vogliamo rivolgerci al Parlamento che sta per insediarsi e al governo che sta nascendo. La sicurezza dei nostri lavoratori deve tornare a essere una priorità per il nostro Paese. Dobbiamo fermare a tutti i costi la strage che si sta consumando sotto i nostri occhi. Non dimentichiamo che dietro i freddi numeri che abbiamo ricordato ci sono le storie personali di uomini e donne che un giorno lavorano come tanti hanno visto la loro vita cambiare per sempre. Io sono tra questi. Considerate che io oggi rappresento l'ANMIL perché io ho subito un infortunio sul lavoro, perché rappresentare l'ANMIL si può fare solo rappresentare un infortunio sul lavoro. Qui non ci ha messo la politica, non ci ha messo la raccomandazione, ma noi abbiamo subito un infortunio sul lavoro e noi sappiamo, solo noi che sappiamo per un infortunio, perché ce lo segniamo per tempo. La malattia professionale, i vari civili sono già malattie che vengono l'infortunio del lavoro è una disgrazia per tutti e ci portiamo a vita. Da quando ho conosciuto l'ANMIL, l'impatto affinché quello che è capitato a me non succeda ad altri lavoratori. E lo stesso fanno in tutta Italia. I soci e i dirigenti volontari dell'associazione si adopereranno massimamente per sensibilizzare e richiamare l'attenzione su questi temi. Possiamo fare molto sul territorio per costruire quella cultura della sicurezza, che è la base di un approccio efficace e concreto della prevenzione affinché gli eventi la nostra il tessuto economico e sociale. Il nostro obiettivo è quello di diffondere una cultura della sicurezza. Siamo, come sapete, intervenuti in materia di formazione del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Così come siamo intervenuti sugli appalti e anche nella governance di misure di un certo rilievo come il 110%. Con l'adozione del DURP di congruità abbiamo inciso fortemente sulla sicurezza in edilizia e mi auguro che possa essere mutato anche in altri settori. Sull'alternanza scuola-lavoro siamo arrivati alla definizione di un protocollo con il Ministero dell'Istruzione
e tutte le centrali di controllo, proprio per innalzare il livello di sicurezza nell'ambito di questi progetti, perché non si può morire, come è accaduto da ultimo, al povero Giuliano De Seta. Con l'INAIL abbiamo realizzato progetti importanti e finanziato misure per l'innalzamento degli standard di sicurezza. Ecco perché, come dicevo, serve un grande patto sociale e culturale per dare priorità al tema della sicurezza. Ed è meritevole il vostro impegno quotidiano nell'azione di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sicurezza, anche con i vostri progetti che coinvolgono le scuole. I processi di transizione in atto, se non adeguatamente governati, rischiano di accentuare fratture e spaccature sociali. E questo incide anche sulla questione sicurezza del lavoro.